L'amministrazione comunale è felice di fare gli auguri di buon anno scolastico ai nostri ragazzi e di un in bocca al lupo, ed è altrettanto felice di poter consegnare delle scuole. Se pensiamo che abbiamo 158 scuole nel comune di Venezia, molte di queste sono state interessate ad interventi di manutenzione straordinaria, in maniera particolare nella terraferma più di 22 scuole e 7 invece nelle isole, 9 nel centro storico. Abbiamo fatto interventi che ritenevamo prioritari all'interno di un budget di circa 6.800.000 euro che ci hanno permesso finalmente di rispondere a priorità come quelli dell'infiltrazione, come quello del rifacimento dei servizi igienici e delle palestre. Scuole migliori dunque che gli studenti trovano proprio nel loro primo giorno. Non solo, dal comune arriva un dato in controtendenza con quella che è la media nazionale, ovvero l'aumento delle iscrizioni. 28 nei nidi, 18 nelle scuole d'infanzia. È un dato per noi molto importante perché dimostra come il lavoro di questa amministrazione e tutto l'impegno e gli investimenti che sono stati profusi in questi anni e che continueremo a approfondire hanno dato un risultato, perché le famiglie in qualche modo dimostrano di gradire e di riconoscere l'alta qualità dei nostri servizi, ed è un dato che fa il paio e che conferma quanto le famiglie hanno direttamente espresso nella Customer Satisfaction, dove i nostri nidi in media hanno ricevuto un voto di 8,86 su 10 e le nostre scuole dell'infanzia in media hanno ricevuto un voto di 8,53 per il servizio complessivamente offerto. Vanno a merito del grande lavoro che quotidianamente viene svolto dalle maestre, dal personale ausiliario, dal personale di cucina e dal personale amministrativo di tutti gli uffici che poi concorrono a far funzionare questa macchina.